10ª edizione, significa che poi siamo maturi per crescere ancora di più, perché i 30 anni nella vita di ognuno entriamo in un periodo di giovinezza, ma di maturità e di competenza. È ovviamente importante che quando si fa una conferenza stampa significa che vogliamo comunicare al maggior numero di persone possibile un evento importante, quindi i giornalisti qui presenti sanno di avere un ruolo di comunicazione non da poco. Ed è una giornata importante, mi permetto di dire, perché c'è una persona qui presente che da 30 anni collabora per la Fiera di Sant'Andrea, il signor Fontoni che è qui presente. Ci sono persone che nella loro vita, e io sottolineo sempre che gli eventi sono importanti, ma gli eventi sono fatti da gente. Persone che dedicano tanta parte del loro tempo per un obiettivo, per un ideale. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo. L'evento è sì determinante raggiungere il risultato, ma sappiamo che si raggiunge attraverso la gente. Quindi ringrazio tutti coloro che adesso, da 30 anni nel futuro, contribuiranno per fare di Portogruaro un luogo di aggregazione. Quest'anno ci sono alcune novità inserite nell'attività della Fiera di Sant'Andrea. Ci sono sempre un sacco di occasioni di contatto col pubblico e diversi nuovi coinvolti come negli altri anni. Quest'anno però la novità è che c'è anche il centro culturale Alta Veranzio che è aperto al pubblico durante quei giorni, e con un sacco di attività per i bambini. Io ovviamente adesso parlo delle attività culturali, perché poi c'è l'assessore Giardinazzo che parlerà anche di tutta la parte invece legata alle attività produttive. E poi ci sarà anche la Proloco che illustrerà le attività che invece sta anche loro promuovendo, oltre al piatto che è qui in bella mostra, anche la mostra dei quadri di proprietà della Proloco. Allora, le varie attività ovviamente iniziano con il 22, dove ci sono l'apertura della fiera con gli sbandieratori e con i tamburini. Ci sarà la giornata, quella delle associazioni, dedicata in particolare ai bambini, e il pomeriggio ci saranno anche il teatro dei burattini. Ovviamente la biblioteca è aperta con diverse iniziative sempre legate all'ambito del centro culturale, dove si può tranquillamente telefonare per chiedere che orari, che fasce di bambino può andare bene, che età di bambino, ed è aperto sia la domenica che il sabato, che sia sabato 28 che domenica 29. Tra le varie attività, tra cui la visita nei palazzi, nei 2 palazzi privati, di cui Casa Pasquale, che c'è anche lì un'esposizione, un'altra è a Palazzo Lombo, e ci sono ovviamente la strada dei Tutei e le varie attività che ci sono anche gli altri anni. E di nuovo in particolare quest'anno però abbiamo la promozione del territorio tramite il film Rosso Mille Miglia, e questa è la novità di quest'anno in modo particolare. L'anno scorso sono stati registrati le scene del film, buona parte del film, perché noi siamo andati in rappresentanza dell'amministrazione comunale all'Expo, dove è stata presentata la prima volta la pellicola, e abbiamo visto che buona parte del film è proprio registrato qui nella nostra villa comunale e nei mulini. Quindi è piacevole e ci sembrava un momento molto importante di promozione, e abbiamo preso la palla al balzo e lo promuoviamo proprio sabato 28 con la proiezione di questa pellicola la mattina per le scolaresche, dove ci sarà la possibilità di incontrare anche il regista e alcuni artisti, alcuni attori che verranno, in modo da confrontarsi su come si è svolta questa registrazione, e poi il pomeriggio invece ci sarà una proiezione ufficiale per la cittadinanza.